L'opera ha visto un parto difficile e lungo in valutazione di impatto ambientale. L'opera risolve brillantemente le questioni poste in valutazione e addirittura realizza opere di compensazione e di protezione idraulica che sono ancor più favorevoli per la salvaguardia del territorio, ovviamente in occasioni di perturbazioni e precipitazioni molto abbondanti come purtroppo si verificano ormai sempre più di frequente. L'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Mirante ha incontrato nella sede di Udine della regione i sindaci dei 4 comuni interessati per il rinnovo dell'accordo di programma per il secondo lotto della tangenziale sud di Udine, a conferma del percorso condiviso. Un gesto simbolico in attesa della più concreta firma digitale. Sì, la tangenziale sud di Udine risolve di fatto l'ingresso a Udine dalle provenienze dall'area pordenonese e quindi uno dei colli di bottiglia principali della regione Friuli Venezia Giulia. Collegare direttamente invece il casello autostradale di Udine Sud, il sistema delle tangenziali di Udine, andando a sgravare dal traffico pesante, dal traffico di attraversamento questi territori, garantirà chiaramente un miglior utilizzo della strada, una riduzione dei tempi di percorrenza e di conseguenza una maggior competitività, una risoluzione finalmente di un'annosissima questione. Un misto tra soddisfazione e attesa invece per le amministrazioni municipali di Basiliano, Campoformido, Lestizza e Pozzolo del Friuli. E riconferma la determinazione di questa regione nel risolvere una criticità e dei problemi importanti dei nostri territori. Con questo rinnovo di accordo di programma siamo sulla strada giusta per proseguire in modo determinato e concreto. Siamo arrivati alla fine di un iter lungo 50 anni e dico finalmente abbiamo dato certezza almeno alle 10 alle 10 famiglie che verranno espropriate delle abitazioni, quindi abbiamo richiesto e ottenuto dalla Regione una massima tutela per gli abitanti di quel territorio e soprattutto abbiamo ricevuto sicurezze sulle opere di mitigazione ambientale e sulle opere chiamiamole così, compensative. Passano 22.000 veicoli al giorno davanti il nostro municipio e ovviamente andare avanti con la tangenziale, che è un'opera tanto attesa, è una soluzione a un problema che è legato al traffico ma soprattutto alla qualità di vita dei nostri cittadini, per cui io non posso che essere contento ovviamente di questo incontro e del fatto che comunque la Regione stia correndo finalmente nuovamente per riattivare la tangenziale sud.